Diffusi dall'ASP di Agrigento i dati relativi alla giornata di ieri che fortunatamente nella nostra provincia non registrano nuovi casi positivi al Covid-19. I tamponi effettuati in totale 2665, i casi accertati si fermano ancora a 111, mentre quelli seguiti nella giornata di ieri sono 220 e aumentano fortunatamente i casi di persone guarite salendo a 17. I soggetti posti in quarantena diminuiscono da 73 vanno a 69, quelli ricoverati in ospedale passano da 13 a 11, nessun deceduto, il numero si ferma a 10 unità. Per la regione siciliana invece i dati della nostra provincia salgono ancora di una unità, da 127 vanno a 128. La provincia di Catania si attesta a 595 persone contagiate, con un aumento di 2 unità. Messina fa un balzo avanti con 9 casi in più, andando a 366. Palermo registra 325 casi, 2 in meno. Enna si ferma a 294, un caso in più. Caltanissetta va a 116, Trapani a 112, Siracusa 86 e Ragusa aumenta di un contagio, andando a 59 persone contaminate, restando sempre l'ultima provincia della Sicilia. I guariti in Sicilia aumentano a 273, i deceduti si attestano a 181, un aumento di 6 unità. Intanto sentiamo uno stralcio di una lunga intervista fatta al dottor Nenè Mangiacavallo, pneumologo, sul tema del Covid-19. Secondo lei, ecco, un suo parere da un punto di vista medico, essendo lei pneumologo, per cui chiaramente addentrato nella materia, la studia da anni, per cui com'è questo coronavirus? Beh, il coronavirus non è appartenente ad una famiglia nuova. Di coronavirus se ne conoscono tanti, alcuni che non hanno provocato danni, ad esempio i comuni virus influenzali, altri che sono stati responsabili di quadri endemici, epidemici particolarmente pesanti, anche se in zone circoscritte, come ad esempio il coronavirus che è stato responsabile della SARS e quello che è stato responsabile della MERS. Appartengono tutti alla stessa famiglia, ma questo coronavirus 19 responsabile della Covid ha sicuramente delle caratteristiche di contagiosità di gran lunga più pericolose, pesanti, micidiali rispetto agli altri coronavirus. E anche se si conosce molto poco, il problema di questo virus è che penetrando nelle vie aeree inferiori, in alcuni casi, fortunatamente in una percentuale limitata di casi, provoca una polmonite interstiziale bilaterale che, a differenza di altri quadri di infiammazione del polmone, interessa quella parte del tessuto polmonare responsabile degli scambi gassosi. Questo comporta la impossibilità di ossigenare il sangue con una conseguente insufficienza respiratoria e con una serie di processi infiammatori a cascata che non sto qui a descrivere perché il quadro si farebbe complicato. A volte anche la somministrazione di ossigeno con una ventilazione assistita non invasiva o addirittura con la terapia intensiva, cioè con la rianimazione con i soggetti intubati, non si riesce a superare purtroppo questo danno anatomico, questo danno funzionale che porta al decesso di molti soggetti, in maniera particolare i soggetti con pluripatologie avanti negli anni, ma non possiamo ignorare il fatto che anche soggetti relativamente giovani approdano al decesso. Ci sono varie ipotesi patogenetiche, fisiopatologiche. Una delle ultime di cui tanto si sta discutendo è questa microembolizzazione, questa trombizzazione dei vasi polmonari, per cui si discute anche di una ipotesi di somministrazione dell'eparina per evitare questa coagulazione intravasale più o meno disseminata. Un dato è certo,
che molte terapie ancora allo stato sperimentale, con antivirali, con la colchicina, il famoso Pacanil, che fra l'altro non si trova più, e quelli che lo utilizzavano, che lo utilizzano per altre patologie come l'artrite reumatoide, rischiano di trascurare la propria malattia, pare che diano risultati positivi. Incrociamo le dita, aspettiamo che queste sperimentazioni vadano avanti, ma la cosa più importante, a mio modestissimo avviso, è che al più presto, certo rispettando i tempi che la scienza impone per queste sperimentazioni, si possa scoprire un vaccino che, se non può metterci al sicuro, almeno ci tutela in maniera molto più consistente.